Ed ora il consueto appuntamento con l'onorevole Gianluca Forcolin. L'ha incontrato per noi Paola Martini. Onorevole Forcolin, oggi noi ci occupiamo di lei come sindaco in realtà. Ci troviamo fatti in sede municipale e vorremmo affrontare nel nostro colloquio un po' la prospettiva che lei ha verso Musile per le prossime amministrative, che si terranno il 6 e il 7 maggio, giusto? Esatto, è confermato credo il 6-7 maggio, quindi abbiamo un rinnovo amministrativo dopo i primi 5 anni su questioni delicate, importanti, sulle quali vorremmo confrontarci, visto che è anche un po' un termometro della situazione, e confrontarci con gli altri esponenti e con le altre forze che si presenteranno. Ecco, parliamo di volontariato, perché Musile si caratterizza per una importante presenza di associazioni. Beh, è un motivo d'orgoglio sicuramente per il sottoscritto, ma per chi amministra l'ente pubblico, avere una capillarità e una formazione così forte di associazionismo, volontariato sociale in particolare, che è il nostro valore aggiunto, oserei dire, in un momento così delicato e così particolare per il nostro territorio, per cui è veramente motivo di orgoglio avere tante associazioni che si adoperano in questo campo. Ecco, ma che cosa fanno queste associazioni in pratica sul territorio e poi quali sono, almeno alcune le può Sì, non citare? vorrei dimenticarne qualcuna proprio per questo, ma direi che nel sociale sicuramente abbiamo l'associazione I Musili che opera per il trasporto di disabili, di anziani, di persone che hanno particolari esigenze, per cui hanno dei mezzi propri e si stanno adoperando veramente con molti volontari per questo servizio. Abbiamo l'associazione volontariato di Musile che ha una serie di iniziative, non da ultima quella di nonni vigili o vigili d'argento, per cui anche qui un'importanza fondamentale. Abbiamo il centro anziani con moltissimi iscritti e quindi anche qua un ruolo sinceramente molto importante, perché tiene l'aggregazione di queste persone nel nostro centro appunto di Musile di Piave, e poi tutta una serie di altre associazioni che si adoperano sempre all'interno del volontariato sociale per dare supporto a persone anche non anziane, quindi anche a giovani, a persone disagiate, quindi veramente una capillarità che va dal capoluogo a tutte le frazioni e che è sicuramente quel valore aggiunto appunto che dicevo prima, laddove non può arrivare la macchina amministrativa arriva la risorsa umana di Musile. Certo Sindaco, però adesso arriva la domanda clou naturalmente e verte sull'aspetto economico. Esatto. Allora lei in quanto sindaco e candidato sindaco, come intende aiutare ulteriormente tutte queste associazioni e questi cittadini che comunque già gratuitamente danno tempo e disponibilità? È ovvio che è molto difficile dal livello, diciamo, comunale poter dare quella spinta anche e quel supporto economico necessario per arrivare agli obiettivi, però ci stiamo muovendo a livello provinciale, a livello regionale e anche a livello statale con il sottoscritto che si sta adoperando per portare a casa una serie di contributi che possano dare una boccata d'ossigeno appunto a quelle associazioni che poi in primis danno quegli eventi anche importanti, non da ultimo il San Donato con il palio che spero venga riproposto, con il 7 agosto con il classico scambio dei capponi, quindi iniziative che ormai hanno una certa storicità e ormai sono una consuetudine, dobbiamo alimentarle e mi sto adoperando perché laddove non arrivano le risorse del comune si possano portare a casa anche da Roma, e spero di avere una piacevole sorpresa per la prossima tornata elettorale proprio con questa boccata d'ossigeno a tutto questo associazionismo sociale, volontariato, sportivo appunto e civico che alimenta i nostri cittadini di Musile. Bene Sindaco, noi la ringraziamo, però già le preannunciamo che il prossimo incontro verterà su altri temi inerenti proprio alla vita amministrativa, ma anche la vita della popolazione nel concreto di Musile. E siamo qui per raccontarla.